Siete bimbi? Sì. Vado? Sì. 2 mesi e mezzo di lavori, 500.000 euro di spesa, tutti a carico del comune. Lo stadio Broccardi di Santa Margherita Ligure cambia pelle, si può dire, perché è stato inaugurato il nuovo manto in erba sintetica in occasione della prima partita casalinga della San Margheritese nel campionato di eccellenza, massimo torneo regionale in cui la squadra arancione torna proprio quest'anno da neopromossa, dopo aver vinto la scorsa primavera i play-off nel campionato di promozione. Obiettivo raggiunto, 2 mesi e mezzo di lavoro e oggi la San Margheritese potrà ritornare in campo e soprattutto domani tutti i bambini e i ragazzi potranno riprendere l'attività sportiva regolarmente, così come è cominciata la scuola, potranno cominciare anche il loro sport. E un risultato che è stato voluto dall'amministrazione comunale e di cui dobbiamo ringraziare tutti perché è stato un bel gioco di squadra ma che ha avuto un esito positivo. Lo stadio Broccardi è gestito dalla San Margheritese, lo utilizzano anche il San Lorenzo della Costa e la Rapid Nozzarego, oltre ovviamente al settore giovanile dai 5 ai 18 anni. Il campo in erba sintetica era stato steso per la prima volta circa una ventina di anni fa nell'autunno del 2004. I lavori sono iniziati a luglio e siamo qui alla prima giornata di campionato in casa e abbiamo il nostro campo pronto. Alcune cose da sistemare, però penso che sia stato un vero miracolo. I ringraziamenti penso da parte della San Margheritese ma anche delle altre associazioni calcistiche vadano all'amministrazione ma a tutta la cittadinanza di Santa Margherita, perché è stato un impegno anche economico veramente notevole e il compito adesso nostro è quello di rendere al meglio le nostre attività sportive. Mi fa molto piacere per tutti i ragazzi ma anche ovviamente per tutto il settore giovanile. Santa Margherita meritava un impianto rinnovato, questo è veramente un passo importante in questa direzione, quindi veramente ancora grazie a chi si è prodigato.